Bentornati, bentornati allora con le pillole di Veneto Agricoltura. Come vedete con noi in linea, collegato via Skype, il commissario straordinario di Veneto Agricoltura, ingegnere Alberto Negro. E perché intervistiamo Negro? Perché ripartono i lavori forestali, vero ingegnere? Sì, abbiamo iniziato a programmare la ripartenza dei cantieri forestali e delle attività in foresta. Abbiamo già iniziato a muoverci la scorsa settimana. La logica è quella di riprendere i lavori in cantiere, quelli che abbiamo dovuto sospendere provvisoriamente e quelli che non abbiamo mai dovuto iniziare, non abbiamo mai potuto iniziare a causa di questa emergenza del coronavirus. E quindi abbiamo iniziato dalla scorsa settimana a capire che cosa è necessario fare in termini di documentazione per mettere in sicurezza i cantieri, ma soprattutto i lavoratori. Diciamo che il tema che oggi è più caldo è quello che potrebbe farci rallentare la ripartenza di 1 o 2 giorni, è la ricerca delle mascherine. Perché Veneto Agricoltura non è solo agricoltura. Veneto Agricoltura non è solo agricoltura, Veneto Agricoltura è anche attività dei servizi forestali in foresta, e quindi noi abbiamo tutti i cantieri che la Regione programma e la Regione progetta, che noi dobbiamo eseguire. Quindi sono attività che dobbiamo fare in bosco, molte delle quali derivano ancora dall'emergenza Vaia, ma non solo, per rimettere in sesto una parte dei boschi e soprattutto gli alvei dei fiumi, quindi liberare i fiumi da quelli che sono stati i detriti e da quelle che sono state le opere rovinate dalla tempesta Vaia e dall'attività normalmente che viene fatta in foresta e nei fiumi. E E poi c'è la questo è uno dei gestione. compiti che venne bla 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 bla. E poi dicevo c'è la gestione del demanio forestale regionale, cioè i boschi di proprietà regionale affidata a Veneto Agricoltura. Sì, ci sono delle foreste, una foresta di Giazza, la foresta del Cansiglio, giusto per dare quelle più conosciute, ma non solo. Dobbiamo ripartire con tutta una serie di attività che noi da anni facciamo in foresta e che sono molto utili per l'utilizzo da parte e la fruizione da parte delle persone che vogliono andare in foresta. Grazie allora all'ingegner Negro col quale parlavamo proprio di demanio regionale, forestale, con noi Federico Correale, dottor Correale, il quale è il responsabile per Veneto Agricoltura del demanio. Allora, cosa avete in programma? Nei prossimi giorni, nelle prossime settimane, stante anche la situazione e l'evoluzione della situazione attuale, abbiamo in programma di riattivare anche noi gradualmente le attività forestali nei boschi demaniali che fanno capo alle sedi, in particolare di Verona e di Piancansiglio e al Centro per la tutela della biodiversità vegetale di Montecchio, riaprendo appunto tutti i cantieri previsti. Ovviamente particolare attenzione la faremo ai protocolli di sicurezza che sono e saranno condivisi con i colleghi delle sistemazioni idraulico-forestali che operano su tutto il resto del territorio montano e forestale regionale, ovviamente con particolare attenzione prima di tutto alla sicurezza e alla salute dei lavoratori. Bisogna pur dire però che abbiamo abbastanza fiducia di riuscire, pur con questa partenza ritardata e con le complessità che si possono immaginare in un contesto così critico, abbiamo abbastanza fiducia di riuscire a completare le stagionalità dei lavoratori a tempo determinato, così come è stato fatto in tutti gli altri anni. Quindi direi che con molta prudenza e con molta attenzione siamo fiduciosi di riuscire a gestire una situazione critica, garantendo da una parte la sicurezza e dall'altra l'ottenimento dei risultati occupazionali e delle attività previste. Il commissario Negro un secondo fa ci ha ricordato alcune delle foreste importanti del demanio forestale, quindi del Veneto, quindi il Cansiglio e la Lessinia. Lei velocemente ci può ricordare quali sono i boschi importanti del demanio forestale regionale?
Abbiamo citato i due boschi principali, abbiamo poi delle aree su Montebaldo, destra Piave, sinistra Piave, piccole realtà come Malgonera che sono estremamente interessanti perché sono una sorta di laboratorio a cielo aperto, purtroppo del dopovaia. In tutti questi contesti noi abbiamo da una parte delle progettualità attivate, dall'altra un'attività costante di manutenzione che si può definire ordinaria, ma è quella che ci consente di mantenere in buono stato le reti di sentieri, le staccionate, le aree di ricezione, che pure in questo momento ovviamente non sono utilizzate, ma richiedono comunque una presenza e un'attenzione costante per mantenerle in quello stato che poi io mi auguro le persone possano ritrovare e godere quando saranno allentati i protocolli legati appunto al contenimento del contagio del virus coronavirus. Grazie allora al dottor Federico Correale, ma vedete inquadrato il dottor Federico Vianello, responsabile per Veneto Agricoltura dell'area SIF-Est. Cosa significa SIF? SIF significa sistemazioni idraulico-forestali, cioè l'insieme dei lavori che riguardano la gestione e la manutenzione del bosco, degli alvei, dei torrenti, delle strade forestali e di montagna. Ecco, Est quale territorio comprende? L'Est comprende tutta la provincia di Belluno, tutta la provincia di Treviso e la provincia di Venezia, con l'area in particolare del litorale. Quindi avete problemi sicuramente di tipo appunto idraulico, forestale, di sicurezza e anche ambientali. Sì, sono ambienti molto diversi, dai classici interventi in montagna di sistemazione idraulica e della gestione delle foreste più degradate, per esempio dopo il passaggio della tempesta Baia, a tutta la pedemontana con i vari problemi anche là di tipo idrogeologico o fitosanitario, alla zona del litorale dove la difesa è soprattutto dall'erosione della costa, la gestione delle pinete, la manutenzione di ambienti delicati come possono essere quelli delle aree retrodunali e dunali. Possiamo quindi dire dai monti al mare? Praticamente sì. Abbiamo quindi parlato di area SIF-Est, ma come avrete capito Veneto Agricoltura ha anche un'area SIF-Ovest. Ringraziamo allora il dottor Federico Vianello, ma vedete inquadrata la dottoressa Paola Virgilietti, proprio responsabile dell'area SIF-Ovest di Veneto Agricoltura. Ecco, grazie, ciao Paola. Allora, qual è l'area, qual è il territorio della tua area di riferimento? Allora, il settore SIF-Ovest prende la parte occidentale della regione, quindi le province di Verona, di Vicenza, di Padova e anche di Rovigo, oltre che il territorio del Parco dei Colli Euganei. Ecco, quindi un'area anche questa importante, non è propriamente dai monti al mare, ci avete probabilmente in mezzo forse anche il lago di Garda. Ecco, quali sono i problemi di questo territorio? I problemi di questo territorio sono comuni ai problemi che ha anche il territorio dell'Est, la conservazione e la tutela dei fiumi, la difesa idraulica in primis, che si compie sia attraverso la ripulitura della vegetazione negli alvei, ma anche l'esecuzione di opere di sistemazione idraulico-forestale, la manutenzione e la gestione dei boschi che, come hai già detto tu, insomma, vanno dai boschi montani dell'altopiano di Asiago fino ad arrivare alle pinete litoranee, passando attraverso anche una serie di formazioni collinari e i boschi di pianura. Ecco, ricordiamo allora per chiudere questo nostro incontro di Radio Veneto Agricoltura, diciamo sull'area forestale, demaniale e non regionale, che il Veneto è una importante regione dal punto di vista forestale, vero? Certamente i boschi hanno un'importanza notevole, ricordiamo anche che abbiamo avuto la tempesta Vaia a ottobre del 2018 che ha comportato dei danni gravissimi nelle zone alpine, a cui ancora adesso si sta rimediando e si sta anche lavorando per prevenire futuri danni di tipo fitosanitario. Per cui, anche se ormai sono passati più di un anno, è ancora importante, questi interventi sono ancora fondamentali per la tutela dei boschi alpini. Per quanto riguarda invece i boschi
collinari, comunque la manutenzione è fondamentale per la conservazione dei territori che poi troviamo a valle. Quindi sono interventi, quelli della manutenzione dei boschi, che sono sempre strettamente correlati con la difesa idrogeologica, con la tutela dei corsi d'acqua. È una manutenzione che va sul territorio con interventi molteplici, diversificati, ma che tutti hanno la stessa finalità, che è quella appunto della gestione del territorio, e che vengono svolti con una manodopera specializzata, molto competente, e con il meccanismo dell'amministrazione diretta, che consente appunto di adattarsi molto bene alle diverse realtà del territorio, a esigenze che possono anche modificarsi in uno spazio relativamente breve. Quindi siamo in grado sia di fare opere importanti, calcestruzzo, dighe, briglie anche di una certa importanza dal punto di vista della progettazione e dell'esecuzione, ma i lavori che più ci distinguono sono proprio le piccole opere in legno, pietrame, perfettamente integrate nell'ambiente, che rispondono a questa esigenza di tutela e che vengono effettuate con notevole professionalità da manodopera specializzata. Grazie molto. Allora, dottoressa Paola Virgilietti veramente ci ha detto delle cose importanti. Appena terminerà questa emergenza coronavirus vi mostreremo, tutto quello di cui lei ora vi ha parlato, lei e gli altri suoi colleghi, quindi ringraziamo la dottoressa Paola Virgilietti, i dottori Federico Coreale e Federico Vianello, e poi il commissario straordinario ingegner Alberto Negro. Chiudiamo qui questo Radio Veneto Agricoltura di quest'oggi. L'appuntamento è con le pillole per i prossimi giorni e alla settimana prossima. Grazie a tutti.